domenica prossima ci saranno i ballottaggi, lui vincerà sicuramente Massimo, lui non... tanto si chiamano tutti e due Massimo, non è votato. Lui non è andato in ballottaggio, ce l'ha fatto al primo turno, e l'onorevole Splendido Splendente! Ehi, guardi, Volantini, la gente la ama, onorevole! Buonasera! Buonasera, buonasera. Saluto le amiche Maria Luisa. Allora, scusa, ci fosse un cretino? No, stia calma anche lei però. Il microfono dove ce l'ha, scusi? Dove se l'è messo? Stavamo un attimino... vabbè, ma lei non può pomiciare con la ragazza. No, non stavo pomiciando, Prego, stavo dicendo... Saluto l'amica Teresa, Valentina e Maria Luisa. Ecco. E anche il collega... Chi? Chi è il collega? Il collega sindaco. Vabbè, c'è anche Luigi Almiento? No, non mi interessa. C'è anche Bob? Beh, ancora di meno, quello... Se lo sparate forse allora, è meglio. Io la ringrazio per essere qui, insomma. Venga avanti, onorevole, venga, prego. Annunzio vobis... Allora, no, non cominciamo, perché io ho da fare, dovevo essere a Skolka. Ascoltare. C'è un incontro. E allora, lei mi inizia con annunzio. Prego. Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus splendidum. Il mio nome è splendido, o per meglio dire, il mio nome è Marco Aurelio Cesare Maximum Magnum. Sì, Magnum, Calippo. No, allora, se deve fare domande, battute stupide, per favore, perché me ne sto andando oggi, No, io... Lei sta facendo un uso criminoso della TV pubblica. Ma non è vero, non è... Pagata da noi contribuenti. Guarda che questo è privata, scusi. Questo, se mi permette, lo facciamo dire agli elettori. Vabbè, facciamolo dire cosa c'è. Allora, cosa c'è? Allora, se questo... Allora, per favore, è scemo lui e il fratello? No, il fratello lo conosco, vi assicuro che non è così. Coppia, credo che coppia! Se non rompi 4 euro cinese stasera. Allora, Lolo, per favore, ci posso... scusate. Il fratello non è così, perché sono due parti. Il fratello è peso. Sono due parti. Andiamo avanti. Allora, domenica c'è il ballottaggio e allora ballottiamo. Vabbè, che messaggio mi può dare alla nazione? Prego. Perché se qui non sono pronti, non sono pronti. C'è la macchina. Cioè, io non sono pronto a piedi, che andiamo avanti. Amore, tutto bene? Ribadisco che il mio nome è splendido, di battesimo e non. Tengo a precisare che questo non è un momento comico, ribadendo che stasera, per l'importanza del mio discorso, desidero tassativamente di non essere interrotto. Lei non deve... Assolutamente, questa sera non lo accetto. Non deve succedere. Sono qui. Cosa c'è? Sono qui, davanti a un pubblico non lavato. Come non lavato? Non lavato, si sente odore di ascella, gliel'ho detto anche l'altra volta. O se lavato, lavato a pezzi, mal vestito, mal nutrito, grezzo nell'animo e sporco nell'intimo. Intimo. Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il tuo ruolo mi spieghi qual è? Cosa sta facendo? Io volevo incontrarti da sola. Allora. Semmai. Allora. Mentre lui. Renato. Vai, dritto. Lui chi è? Mollalo! Vai via! Chi è? Renato Zero. Renato Soro. No, Renato Zero. Stavo dicendo... Questa gente è grezza. Prego. Questa è una ballerina della Scala? Sì, della Scala da lavare però.
Scusi, Forse onorevole. l'ascella era del... visto come muoveva Era l'ascella. pensata l'ascella, prego. Scusi queste interruzioni. Sono sempre qui, in compagnia di Robocop, Frankenstein, la bambola assassina e il piccolo Remy. A parte che cosa ridete, scusi? Cosa ridete? Lei è... Cosa c'è? Una bucatina alla matriciana. 2 bucatine alla matriciana? No, Tavola guarda. numero 2. Chi gli ha ordinato bucatine? No, guarda, no. Voi avete ordinato bucatine alla matriciana? Guardi il falco, guardi il falco reale come si avvicina, guarda. Amore, sposta. Allora, chi li ha ordinati? Tavola splendido. Ma lei ha ordinato? No, io sono già venuto a cenato. non so per noi, scusi, eh. Tavola numero 2. Ma c'era un piatto c'era. Piatti. E chi li lava? Lei i piatti o lui? Scusi, non cameriere, portarmi un piatto, non lavo... Piatti non ce n'è, tutti occupati i piatti. Come occupati? Non c'è niente, non ce n'è solo Questa piatti. è gente maleducata. Allora, glielo renda. Vabbè, ok. Io Da devo... bere qualcosa? Da bere il vino. Tu riga. Ah, no, vino di casa. Di casa a chi? Casa mia. Deve preso il buono di Don Ce ne Morua. porti quanto se ne può portare? 1 litro, 1 litro e mezzo? 1 litro, non è che su. Va bene, prego. Grazie. Tutto in casa. Oh, 3 li ha seccati, Guarda che sono morti! 3 li ha seccati, tutti e 3. Scusi! Guarda che ci sono dei morti! Perché ti avvicini a me, scusa, Madonna che Onorevole! Quattro po'. No. gente che... Allora, se te ne vai a casa di tua mamma che non sa che sei scemo, vai. Allora, lei chi è, scusi? Teste di cuoio. La testa di cuoio! Tu sei una testa di... Oh! Vai. 4 morti. Continuiamo a fare questa barzelletta con 4 morti. Lei non... Lei... L'assistente, chi lo aiuta? Vabbè, scusa, andiamo avanti, lo spettacolo si va avanti. Sì. Prego. Italiani! È una cosa assurda stasera, guarda. Anche Sant'Efisio. In 3. Allora, guarda. Cos'è? La ninna, la pinta e la Santa Maria? Scusate un attimo, dica. Sant'Efisi, passavo. Sant'Efisi. Sant'Efisi, passavo. Sant'Efisi chi? Martiri glorioso, sardine protetto, boh. Allora, dica. Scusi, cos'è? Questo si ammazza calare, cos'è? Scusi, ma lei cosa c'ha lì nel piede? Questa cosa Questa non è la processione, un gas bolde. No! Allora, non dica parolacce. Un bue. Un giorno del boese. Alla sacerdottina, prof, che la sube. Ma chi sta cercando lì, scusi? Sant'Efisi, passavo. Sant'Efisi è passato, ma il 1° maggio. Oh, se ho capito l'esatto, cavalcata. Dalla cavalcata. Cavalcata zarda in Cavalcata, tasca. sta passando. Sta sartiglia passava. La Sartiglia è Oristano. Sattella, picata tanto qua. L'hanno preso. Meno tanto picata. Quante stelle le ho prese? Scusi, perché parla come uno scemo? Oh, sta picata la sabata. È un onorevole. Onorevole. Aspetta a me. Allora, calata Sant'Efisi. Guardi, Sant'Efisi è il 1° maggio, siamo a metà maggio, che cosa vuole? Hai il dannato. Hai il dannato, metti là. Maestro, Metti là. Lei... la dice di spendere la fila Ascolta, Valentino Rossi, vai via, Allora, vai. per Sant'Efisio, scusate un attimino. Lei sta presentando con 1 chilo di bucatini in mano, lei è Vabbè, tranquillo. Vabbè, allora, andiamo avanti. per Sant'Efisio, Ne. sempre dritto, Non è fuoco. non ho capito. Sembra non è fuoco. Cosa ha detto? Capitano sulla zona. Andai sulla zona! Grazie. Scusate, ma... Tu sei l'anello mancante tra l'uomo e la salamandra.
Allora, lei però... Allora, se mi porti un fazzolettino deficiente, il gioco è finito. È finito male anche. scusi, onorevole. Scusa Massimo. Allora, io mi chiamo Splendido. Vai via, to. Animale. Scusate. Ehi, fermo! Ehi, a prezzo! C'è un gassinetto gente! Ehi, c'è quello politico lucido! Ehi! Splendido! Ma sono fratelli. È sono. splendido. È splendido! Aiuto, è Bresci che deve parlare. Ma sei spaventato, però! Se ne di passa! Se fa braccio, non ti credo, sono ripeto! Chi era? Pinocchio! Vai via, vai via. Vai via. Prego, onorevole, andiamo avanti. No, io devo leggere però. No! Ma non la faccia qui che c'è gente! Non la faccia qui! Non la faccia! Scusi, onorevole. Sì. No! Prego, scusate. Per favore, teniamo un contegno, prego. Bastardo dentro, però. Cioè, mi stava Anche i aiutando. latti, certo. Prego, scusate un attimo. Cosa c'è? Prego, grazie. Tutto a posto? Ma guarda, non è successo niente, no. Prego. Auguri, buon anno. Buon anno. Prego, Reggi Cicci. andiamo. No, cosa vuole portare? Due bistecchine, un po' di mare. Un po' di burrito, prego. No, anche il vino, ma no, non ci credo. Veloce. Italiani, italiane, sardi e trussardi, Per La favore, smetti? Enrico. Basta. Dai. tunisini, Anche tunisini. magrebini e carlofortini, ermafroditi e trogloditi, negri, Come negri? Negri, è razzista. io, no, sto leggendo, Ah, negri. vabbè. Comedoni, visigotti, unni e cunni, grazie. Prego. Abbiate fatto. Quanto siamo fuori, Sandro? Un'ora. Prego. Ringrazio le centinaia di migliaia di milioni di televisioni collegate qui stasera, in particolar modo, scusate, Telepattada, Radio Ismirrionis, la World Corporation Network de las Plazas e la gloriosa Video Serrenti Sud Libera. Prego. No, no, non applaudite, no, che siamo abbastanza. Innanzitutto mettiamo i puntini sugli i, perché produrre turismo è come produrre bulloni, Come burro. è una cosa seria, Ma chi l'ha detto? non ci si può scherzare. Vorrei chiarire che il blitz di cui ho parlato 2 settimane fa, atto a eliminare Salvatore Zedda di Ortacesus, è andato a buon fine. Il pericolo numero 1 per la Sardegna è stato eliminato. Per quanto riguarda l'insistenza da parte dei media per la pubblicazione delle foto, voglio dire che sono immagini troppo forti Certo, e troppo crude. troppo crudo. Infatti il Zedda nel momento del blitz si trovava nel suo bunker vicino a 10 decespugliatori con motori diesel dai quali lui non si staccava mai. E tecnicamente perfetti, direi. Certo. Scusi, lei stia qui, si mette in posa. Sì, ecco, tanto prima o poi arriverà la musica. Certo. E lasciatemelo dire, questa era una scena veramente raccapricciante. Io stesso ho vomitato 16 Ma- volte vedendo. Spero ancora di essere a reti unificate. Abbastanza, sì. E vabbè, con questo dietro non lo so, Ah. E di conseguenza fatemi salutare il collega Strauss-Kahn. Esatto. Dopo, è dopo. È dopo, è dopo, è dopo, è dopo. Cosa c'è? Esaurimento? Dai, questo? dopo, Non dopo. c'è la È musica. dopo. È diesel, è diesel.